Bene, buonasera, è passato anche il quarto d'ora accademico e possiamo dare inizio a questo nostro incontro, che è il primo di una serie di incontri che fanno parte di un progetto che abbiamo realizzato insieme all'università che si chiama Un patto per lo sviluppo del territorio, che ha organizzato e organizza nei prossimi giovedì, nelle prossime settimane, nei prossimi 2 mesi una serie di incontri su tematiche di interesse locale. Tolgo la mascherina così mi sentite meglio. Ringrazio della presenza tanti amministratori locali, in particolare il Presidente della Comunità Collinare, poi vedo che ci sono dei colleghi sindaci, il Sindaco di San Vito di Fagagna, il Sindaco di Dignano, il Vice Sindaco di San Daniele assieme alla mia Giunta e il Vice Sindaco di Coseano, il Consigliere regionale Tosolini. Una tematica, quella di stasera, quella degli impianti idroelettrici e dell'energia dall'idroelettrico, molto caro al nostro territorio, forse non tanto come soluzione di per sé, ma perché tutto quello che riguarda l'energia su questo territorio, che è quello della Collinare, è di piena attualità. Piena attualità perché qui a San Daniele, quindi nella Collinare, abbiamo costituito la prima comunità energetica della regione, la seconda comunità energetica d'Italia, e tutto grazie ad un'idea che si è sviluppata a San Daniele attraverso la comunità collinare e che poi ha ricevuto un fortissimo sostegno da parte della regione in seno alla concertazione delle risorse e in particolare la direzione centrale, di cui qua abbiamo proprio il direttore, l'ingegner Canali, quell'ambiente e energia, è la direzione centrale che ha erogato ben 5.400.000 euro sul territorio collinare per andare ad investire in risorse di energia rinnovabile, con il concetto della produzione locale e anche del consumo locale. Stasera, abbiamo detto, si parlerà di impianti idroelettrici, con i vantaggi e le prospettive. Ci sono sempre argomenti che vedono l'appoggio di qualcuno oppure anche dei movimenti che osteggiano qualche opera, soprattutto quelle di ingegneria idraulica, e qui ne sappiamo qualcosa perché il nostro territorio di ingegneria idraulica e di diciamo, derivazioni che riguardano gli impianti idrici sul territorio ne ha diverse. Per quanto riguarda il rapporto con l'università, io sono orgoglioso che San Daniele, assieme ad altri comuni che ci hanno anche preceduto nel passato, abbia potuto stringere questo patto per l'università, per lo sviluppo con l'università, perché credo che ente pubblico, quindi comune in questo caso, e un ente importante come quello che è l'Università di Udine, possano insieme sviluppare delle tematiche che possono accendere delle lampadine nella testa di alcuni, che possono essere amministratori o imprenditori o anche cittadini, e mettere in moto insomma quello che è la collaborazione tra chi governa i territori e chi invece studia la soluzione delle problematiche o propone delle risposte. Crediamo anche che sia un modo per aiutare i nostri giovani a trovare anche delle ispirazioni, anche trovare degli sbocchi lavorativi o anche dove applicare le conoscenze che stanno acquisendo attraverso i loro studi universitari e poi l'inserimento nella pubblica amministrazione o comunque nella società civile. Ecco, ringrazio quindi il Rettore e passo subito la parola al rappresentante del Rettore, che qui porterà i saluti dell'Università. Buonasera a tutti, sono Elisabetta Scarton, sono rappresentante questa sera dell'Università di Udine. Vi porto i saluti del magnifico Rettore, il professor Roberto Pinton, e di tutta l'Università che qui rappresento. Desidero ringraziare il Sindaco di San Daniele e la comunità che ci sta ospitando. Ne condivido completamente l'ultima parte del messaggio, anche quella iniziale, ma l'ultima parte, che siano lampadine che si accendono anche nella testa dei nostri giovani, o semini che impiantiamo e che germogliano. L'idea è proprio quella, è quella anche di coltivare e di instillare tra noi università e tra voi pubblico che siete qui presenti questa sera. Vi ringraziamo e speriamo appunto che qualche semino arrivi lontano e riesca appunto a germogliare. Ringrazio quindi il Sindaco, ringrazio la sede che ci ospita, questa splendida biblioteca, non solo per il contenuto che essa è, per il contenitore che essa è, ma anche per il contenuto che rappresenta, e lo dico da docente di storia medievale, a dir la verità. Ringrazio tutti voi presenti, ringrazio soprattutto i due relatori, quindi il professor Piero Pinamonti e l'ingegner Massimo Canali. L'università che rappresento è nata per volere popolare.
La sua forza viene fin dalle sue origini dal territorio ed è un dialogo costante con il territorio, e questi sono gli aspetti importanti che la contraddistinguono. Noi docenti abbiamo un ruolo importante nel parlare con i ragazzi, nel fare ricerca, nell'insegnare, che è uno dei nostri ruoli, ma anche nell'uscire in quella che si chiama terza missione, cioè nel dialogare con voi, nel dialogare col territorio che ci ospita. Ed è quello che cerchiamo appunto di fare con questa serie di incontri. Siamo già al secondo ciclo, con questo patto appunto per lo sviluppo del territorio che, ripeto, vuole cercare di creare qualcosa, un dialogo mirato a costruire qualcosa di buono, qualcosa che dia delle risposte ai bisogni che sentiamo, a problemi di attualità. Cosa di più dell'energia idroelettrica, direi, in questa fase in cui francamente il bisogno di parlare di energie green è quanto mai utile, anche in un momento in cui si mette le mani o meglio le mani nelle pieghe dei nostri portafogli, anche direi. Direi un'ultima cosa solo per chiudere. Grazie davvero di cuore al grande motore di questa iniziativa, che è la dottoressa Alessandra Missana, la responsabile dell'ufficio divulgazione dell'Università di Udine, che è una vera turbina, ecco, da questo punto di vista, nel coagulare attorno a sé a persone e spiriti e menti che arrivano dall'università, e tutti voi che siete qui questa sera. Di nuovo grazie a tutti. Lascerei ora la parola al professor Piero Pinamonti, già docente di Sistemi per l'Energia e l'Ambiente presso il Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura dell'Università degli Studi di Udine, per la sua relazione. Prego, professore. Buonasera a tutti. Innanzitutto grazie al Sindaco per l'invito e all'Università di Udine, da cui sono uscito meno di un anno fa. Come diciamo, già docente, sono stato per 30 anni, ho insegnato a Udine agli studenti di ingegneria meccanica e ingegneria gestionale, prima ho fatto una decina d'anni a Trieste, quindi questa è la mia storia, e quindi ringrazio ovviamente la dottoressa Missana che mi ha coinvolto in questa occasione. Per me è veramente molto molto gradita di essere qui a raccontarvi qualcosa sugli impianti idroelettrici. Non è facile poi parlare di un argomento come questo, nel senso che sicuramente dirò magari delle cose per alcuni banali, ma diciamo il mio intento è quello di mettere alcuni punti, chiarire alcuni punti che magari diciamo il pubblico che legge i giornali o ascolta la televisione non sempre ha in qualche modo una cognizione corretta delle problematiche tecniche, che sono comunque delle problematiche complesse. Mi scuso se in questa presentazione ci saranno un po' di diagrammi, qualche tabella. Se io sono un ingegnere purtroppo questo è un male della nascita che non si riesce a estirpare, ma insomma cercherò di dire delle cose che sono immagino comunque interessanti, che potranno essere interessanti. Allora, parliamo di energia idroelettrica. Possiamo sicuramente definire un'energia pulita, un'energia rinnovabile. Penso che tutti sanno cosa si intende per energia rinnovabile, lo chiariremo, e oltre a questi due aspetti, altri due aspetti fondamentali è che l'energia idroelettrica è comunque un'energia regolabile, quindi gli impianti idroelettrici tipicamente producono una corrente elettrica che però si può in qualche modo regolare nella giornata, nelle ore o nella settimana e comunque nel tempo. E nonché un altro vantaggio degli impianti idroelettrici è che possono essere utilizzati anche per altri scopi, quindi i cosiddetti usi plurimi dell'acqua. Allora, dicevamo, la fonte di energia può essere rinnovabile. Si definisce una fonte rinnovabile una fonte energetica che si rigenera in tempi abbastanza brevi. Questo per in qualche modo differenziare le energie rinnovabili da quelle non rinnovabili. Quindi cominciamo dalla parte di destra. Le energie non rinnovabili sono quindi i combustibili fossili e l'energia nucleare, che possono essere utilizzati, l'energia nucleare, solo per produrre energia elettrica, mentre i combustibili fossili ovviamente, come sappiamo, anche per produrre energia termica, nonché per produrre energia meccanica, ovvero la propulsione degli automezzi, diciamo, e delle navi. E entre le fonti rinnovabili, che sono oltre all'idraulica, l'eolica, il solare, la geotermia e le biomasse, possono produrre direttamente solo energia elettrica, come l'idroelettrico
l'eolico e il solare, oppure anche energia termica come il geotermico e le biomasse. Quindi questa è la differenziazione sicuramente nota tra le fonti energetiche. Le energie rinnovabili hanno ovviamente tutta una serie di vantaggi, che sono anche questi credo abbastanza noti. Le fonti non rinnovabili, quindi i combustibili fossili, sono destinati ovviamente a esaurirsi, essendo delle quantità finite. È chiaro che a un certo punto il gas finirà, il carbone finirà, il petrolio finirà, anche se a tutt'oggi le riserve energetiche, cioè quindi le quantità che vengono accertate presenti nel sottosuolo, sono negli anni, se uno va a vedere quanto petrolio si stimava che ci fosse 50 anni fa e quanto si stima che c'è adesso, si trova che questo dato invece di scendere qualche volta sale, perché chiaramente la tecnologia avanza, si trovano nuovi giacimenti e quindi diciamo è quasi impossibile, direi, se non inutile, andare a pensare che nel 2050 o nel 2080 il petrolio finirà. Questa valutazione, diciamo, è sicuramente una valutazione erronea, oltre che è impossibile. Quindi, dicevamo, la prospettiva di esaurimento dei combustibili fossili non è una prospettiva a breve termine, forse neanche a medio termine. È chiaro che però queste fonti producono tipicamente l'inquinamento dell'aria, essendo combustibili che vengono bruciati con una combustione. Le fonti rinnovabili invece, la maggior parte, non tutte, ma la maggior parte, non producono inquinamento, e questo è il secondo grande vantaggio delle fonti rinnovabili. Sono rinnovabili, quindi per definizione in quantità infinita, e non producono inquinamento. Ecco, la situazione, cominciamo subito col primo diagramma, mi scuso, ma solo per chiarire alcuni concetti, delle fonti proprio energetiche mondiali, quindi cosiddette fonti di energia primaria. Se andiamo a vedere, troviamo, il diagramma è scritto in inglese perché è preso dall'OIEA, l'ente mondiale dell'energia. Il COL sarebbe il carbone, vedete che negli ultimi 50 anni è cresciuto l'utilizzo del carbone, l'olio, quindi il petrolio, anche questo è cresciuto, il gas naturale, quindi i primi tre, come è ovvio e come sapete, rivestono la maggior parte, cioè coprono la maggior parte del fabbisogno energetico, e poi ci sono quelli a questo punto minori in termini assoluti, che sono il nucleare, l'idroelettrico, le biomasse e gli altri. L'idroelettrico ha un peso molto limitato, però adesso vedremo che la sua importanza non è così limitata. Allora, queste sono le fonti di energia. L'energia viene utilizzata ovviamente nei cosiddetti usi finali, che sono, al di là del diagramma che è un minimo complesso, ma passiamo a questa tabellina che ho sintetizzato, in cui ho sintetizzato i dati principali. L'energia che ci serve, diciamo, viene utilizzata per i trasporti, per l'industria, per il domestico e per i servizi. Mettendo insieme domestico e servizi come, diciamo, usi civili, si arriva a circa un terzo. Quindi questo è il computo globale dei, diciamo, usi finali dell'energia. Quindi ci sono le fonti energetiche di cui abbiamo detto, ci sono i consumi finali di cui abbiamo appena detto. L'energia elettrica dove sta? L'energia elettrica non è una fonte primaria, cioè non esiste l'energia elettrica in natura, ma è una cosiddetta fonte secondaria. Quindi si produce energia elettrica dalle fonti primarie e si utilizza l'energia elettrica per gli usi finali. L'importanza dell'energia elettrica è fondamentale, nel senso che ha tutta una serie di vantaggi che sono qui elencati, principali, quindi molti utilizzi, tantissimi utilizzi. Cito solo la propulsione. Noi stiamo vivendo in questa fase della nostra storica una rivoluzione per quanto riguarda i trasporti. La rivoluzione dai combustibili fossili all'elettrico. Quindi sappiamo, molti di noi hanno già macchine forse ibride, forse qualcuno anche la macchina elettrica. Pensate che addirittura si parla adesso di navi con propulsione elettrica. L'inquinamento, cioè le navi tipicamente vanno a combustibile fossile pesante, quindi producono molto inquinamento, specialmente nelle zone portuali o nelle zone di mare chiuse. Questo è un grosso problema, ci sono normative sempre più restrittive e quindi stanno pensando a fare delle navi elettriche, che diciamo tecnicamente è quasi, non dico un assurdo, ma diciamo un po' al limite. Quindi ci stiamo vivendo una rivoluzione in cui l'energia elettrica sarà sempre più importante. Dicevo, quindi molti utilizzi, facilità di produzione ci sono tantissimi, come dicevamo,
sistemi per produrla, facilità di trasporto, questo è un altro aspetto fondamentale. L'energia elettrica può essere trasportata con gli elettrodotti ad alta tensione dal nord dell'Italia al sud dell'Italia, attraverso i paesi, attraverso l'Europa e quant'altro, anche attraverso condotte sottomarine oltre il mare. E inoltre l'alta efficienza degli apparati di utilizzo. I motori elettrici o tutti i dispositivi elettrici hanno anche i trasformatori, hanno delle efficienze efficienze altissime, 95%, anche di più, 98%, quindi parliamo di macchinari, tra virgolette, veramente super efficienti. Tutte belle cose, ovviamente come sempre ci sono anche degli svantaggi. Gli svantaggi, oltre alla ovvia necessità di avere la connessione elettrica, quindi uno deve avere una spina in cui attacca il filo, lo svantaggio principale è la impossibilità o difficoltà di accumulare grandi quantità di energia. Ci sono le batterie che stanno avendo un'evoluzione importantissima proprio grazie alla mobilità elettrica e alle automobili elettriche, però sono sempre dell'ordine dei kilowatt, decine di kilowatt, centinaia di kilowatt, forse un megawatt. Dopodiché, se si va invece a parlare di grandi numeri di cui parleremo, quindi decine di migliaia di kilowatt, non si può pensare ad avere degli accumuli elettrici. E questo è, diciamo, un po' la difficoltà o l'aspetto, diciamo, negativo. Quindi ci focalizziamo sulla produzione di energia elettrica. Questo è sempre un diagramma con dati mondiali, ma giusto per capire, come vedete, i combustibili fossili, che sono la parte di sotto, azzurra, coprono una grande maggioranza della produzione di energia elettrica. Succedeva negli anni 70, ma succede ancora adesso. E poi ci sono le altre fonti, il nucleare e l'idroelettrico, che come vedete ha una importanza qui molto più significativa. Le altre rinnovabili, quindi in particolare il fotovoltaico e l'eolico, stanno avuto uno sviluppo anche a livello mondiale, come in Italia, come vedremo, nell'ultima, diciamo, decina d'anni in modo importante. Ecco, dal mondo passiamo all'Italia. Questo è un diagramma in cui vengono raccolti i dati della potenza nominale degli impianti. Questa curva di sopra è il totale, quindi qual è la potenza installata degli impianti, in Italia, che vedete è andata su in maniera quasi lineare fino agli anni 2000, poi c'è stata questa impennata che corrisponde alla liberalizzazione del mercato elettrico, in cui quindi si sono fatte molte più centrali per avere, diciamo, una concorrenza, e poi la crisi degli anni del 2008, che è crisi economica e quindi anche industriale, che ha portato a una diminuzione. Comunque, al di là di questo particolare, vedete che la curva azzurra sono gli impianti idroelettrici che hanno avuto un aumento costante, e invece la curva più in basso, che sono l'eolico e il fotovoltaico, di cui dicevamo, che hanno avuto quell'impennata legata anche agli incentivi che ci sono stati negli anni circa 2010. Questo è un diagramma un po' complesso e quindi sicuramente non entriamo nel dettaglio, ma soltanto per specificare alcune cose. Allora, questa è una fotografia di un anno, nel caso è il 2019, che mi sembrava più significativo rispetto al 2020, che con la pandemia aveva portato dei numeri un po' diversi. Nella parte di sinistra ci sono le fonti da cui siamo partiti in Italia per produrre l'energia elettrica, e vedete sono quelle di cui abbiamo parlato, e nella parte destra ci sono alla fine gli utilizzi, i consumi, che al di là dell'agricoltura, vedete che c'è l'industria che ha un peso in Italia ha avuto un peso del 42-43%, il terziario 33% e il domestico 21-22%. Quindi siamo nell'ottica dei dati che dicevamo prima. Se guardiamo nella parte di sinistra in basso, vedete che c'è scritto saldo estero, perché noi tradizionalmente in Italia, all'inizio per motivi tecnici, oggi per motivi forse più economici, compriamo una certa quantità di energia elettrica dall'estero, in particolare dalla Francia, che con i suoi impianti nucleari riesce a vendercela, diciamo, a un buon prezzo. In questo caso nel 2009 il 12% dell'energia. E un'altra cosa che volevo sottolineare è che quindi tra le centrali di produzione e l'utilizzo, dicevamo, c'è la rete che ci permette di trasportare l'energia con basse perdite. Comunque queste basse perdite, c'è un numeretto scritto là, sono 17,8 terawattora, che corrisponde più o meno a quello che produciamo con i biocombustibili. Quindi a livello globale, come sempre, tanti numeretti piccoli fanno un numero grande.
Quindi dobbiamo sempre ricordarci che è vero che io posso produrre energia a Cividale e consumarla in Sicilia, però questo ha alla fine un costo, perché devo trasportarla attraverso, oltre il fatto di dover avere la rete elettrica, devo trasportarla attraverso gli elettrodotti. Questo è uno dei vantaggi a favore delle cosiddette mini centrali, no? Quindi delle centrali diffuse sul territorio, non quindi una grande centrale magari lontana, ma delle centrali vicino all'utenza, e questo è, diciamo, uno dei vantaggi della cosiddetta distribuzione e generazione distribuita di energia. Ecco, il problema di cui dicevamo dell'accumulo di energia è fondamentale pensando che cosa vuol dire che l'energia elettrica non si può accumulare? Vuol dire che quando noi in questa stanza accendiamo la luce, prendiamo l'interruttore e quindi, non so, consumiamo 50 kW, dico per dire un numero, no, forse 50 kW è troppo, ma insomma un po' di energia, qualche kilowatt, vuol dire che da qualche parte ci deve essere una centrale che quando noi accendiamo l'interruttore produce quell'energia che le nostre lampadine della sala stanno consumando, e quando noi spegniamo l'interruttore non la produce più. Quindi ci deve essere una corrispondenza temporale a livello di minuti, di secondi, tra gli impianti che producono e il consumo. Il consumo non è costante durante le ore del giorno, e questo è il diagramma che vedete qui rappresentato, in una certa giornata tipo in Italia. Se guardate l'ultima curva, che è una specie di sella di idromedario, si va da un minimo di circa 25, un po' sopra 1000 megawatt, e si arriva a un massimo di circa 50.000 megawatt. Quindi vuol dire che c'è una differenza di 100%, diciamo, tra il minimo e il massimo. Ogni giorno succede questo, chiaramente tutti i giorni sono diversi, magari i giorni lavorativi circa simili, sabato e domenica sarà di meno, cambia con le stagioni, cambia con le condizioni atmosferiche, piove, non piove, quindi ci sono per ogni giorno dell'anno diagrammi di questo tipo che portano una variabilità enorme. Quindi arrivo al dunque, non tutti gli impianti sono buoni ugualmente, nel senso che se un impianto di produzione mi produce in maniera costante l'energia e non lo posso regolare, è poco, diciamo, utile, tra virgolette, poco allettante, mentre se un impianto mi permette delle variazioni molto rapide è un impianto molto, diciamo, appetibile. Dico questo perché gli impianti idroelettrici, in particolare quelli a bacino o a serbatoio, mi permettono di fare questa regolazione molto molto rapida. Sono quelli che mi permettono di seguire la curva di carico. Le centrali idroelettriche, che qui sono rappresentate dal contributo rosso, sono in realtà molto più lente, specialmente quelle tradizionali, diciamo, a vapore come Monfalcone, e quindi permettono di fare le regolazioni, quella di Monfalcone nell'ordine delle ore. Pensate che per accendere, tra virgolette, e mettere in funzione le centrali di Monfalcone ci vogliono circa 12 ore, tra impianto fermo e impianto al 100% del carico. Le moderne centrali a gas, come la centrale di Tor Viscosa, diciamo, prendono il carico nell'arco dell'ora, quindi è molto diverso. Mentre una centrale idroelettrica anche grande, parliamo di Somplago, che è la più grande della nostra regione, qua ci sono due colleghi della centrale di Somplago, può prendere il carico in qualche minuto, correggetemi se sbaglio. Quindi stiamo parlando di cose di ordini di grandezza diversi. Quindi un impianto idroelettrico a bacino serbatoio è molto interessante per questo motivo. Quindi ho sintetizzato qui le cose che ho detto. Quindi energia rinnovabile, semplicità di esercizio, rapidità di variazione di carico, di regolazione, automazione. Ormai le centrali, anche quelle grandi, sono comandate a distanza. Anche quelle di A2A sono comandate da Sondrio, al di là della manutenzione che viene fatta in loco. Quelle di Edison, del Meduna e del Celino, sono comandate da Milano, e così tutte le centrali anche minori, ovviamente a distanza. Quindi automazione, assenza di inquinamento di aria e di acqua. Una centrale idroelettrica non inquina ovviamente l'aria, perché non c'è combustione, non produce emissioni, e non inquina neanche l'acqua. L'acqua, nella stessa condizione chimico-fisica in cui entra nella centrale, nel condotto e nell'opera di presa, viene restituita più a valle. Questi sono tutti i vantaggi. Come sempre dicevamo, la medaglia ha sempre un rovescio, ci sono anche degli svantaggi. Mentre una centrale a combustibile, se la voglio fare più grande, basta avere più combustibile, nella centrale idroelettrica il mio combustibile, tra virgolette, è l'acqua che la natura mi dà. L'acqua deve essere in quantità più grande possibile,
è a una certa quota, perché l'energia è data dal prodotto essenzialmente, diciamo, oltre delle costanti, del salto utile per la portata. Quindi se io non ho l'acqua a una quota non posso produrre energia e quindi la sua potenzialità è ridotta. La potenzialità degli impianti della regione, non dico che sia il limite, si possono fare nuovi impianti, specialmente impianti di piccole dimensioni di cui parlerà il mio collega in genere canali, ma non si può pensare di raddoppiare l'energia prodotta dagli impianti idroelettrici della regione. E oltre a questo, come ho scritto in fondo, ovviamente se io devo prendere l'acqua, non so, al lago di Verzennis per un pezzo e restituirla al lago di Cavazzo, vuol dire che quell'acqua non fa il suo percorso naturale, ma viene, diciamo, passa attraverso le tubazioni, attraverso le turbine e quindi vado a fare una modifica del paesaggio oltre alle opere civili che devo costruire, dighe, condotte e quant'altro. Vabbè, niente, qui semplicemente sono partito un po' da lontano, scusatemi, gli impianti, cioè le turbine idrauliche hanno una storia più che centenaria o diciamo di secoli, nel senso che venivano utilizzate fin dall'antichità, con i mulini, nel Medioevo, come la mia collega ci potrà confermare, e negli ultimi 200 anni, con lo sviluppo delle industrie nell'Ottocento, diciamo come secolo, si utilizzava un uso diretto, quindi moltissime turbine idrauliche erano collegate direttamente a dei macchinari come gli impianti tessili per diciamo, dare la forza meccanica alle industrie, e poi da fine 800 con lo sviluppo anche della possibilità di trasmettere l'energia elettrica in corrente alternata, quindi a lunga distanza, si è cominciato a costruire le grandi centrali elettriche, idroelettriche in questo caso, e quindi qua ci sono i due esempi, cioè tre esempi, quella che sono le centrali storiche più antiche d'Italia, quella di Genova che non esiste più, quella di Centrale di Tivoli che esiste anche se non è più quella originale, e invece la centrale Bertini di Paderno d'Adda che esiste ancora come edificio con le turbine che chiaramente sono state sostituite. Nella nostra regione abbiamo anche una, diciamo, importanza storica di questo tipo molto rilevante, che è la centrale di Malnisio del 905, che è stata costruita per portare l'energia elettrica a Udine oltre che a Venezia, e che ha ancora la sala macchine intatta con gli impianti, cioè non più funzionanti ma ancora esistenti. Allora, per avere un impianto idroelettrico essenzialmente bisogna fare un'impiantistica di questo tipo, quindi c'è un serbatoio con una diga, c'è una condotta, detta condotta forzata, che porta l'acqua quindi alla quota più bassa, perché ricordate serve il dislivello, c'è la centrale che è fatta essenzialmente dalla turbina, un alternatore che produce la corrente alternata e il trasformatore che poi trasforma la corrente elettrica ad alta tensione e va in rete. L'acqua viene scaricata, come dicevamo, più a valle rispetto al corso naturale del fiume. Citavo prima, se ho un impianto serbatoio, quindi se costruisco un serbatoio, questo serbatoio lo posso utilizzare, quindi anche realizzare, progettare, anche per un uso cosiddetto plurimo. Un esempio nella nostra regione è l'esempio principe, direi, è il serbatoio di Ravedis, quindi alla fine della Valcellina, che è stato proprio progettato e realizzato per questo scopo plurimo. Ovvero, oltre all'idroelettrico, posso fare la cosiddetta laminazione delle piene e posso fare l'irrigazione. Questi due aspetti, mi verrebbe da dire che oggi sono forse, non dico più importanti dell'idroelettrico, ma sono veramente strategici di fronte a una situazione climatica di cui tutti stiamo vivendo, in cui ci sono delle irregolarità di precipitazioni molto forti. Quindi ci sono dei momenti, delle settimane, dei mesi in cui piove tanto, c'è troppa acqua, oppure dei periodi in cui ce n'è poca come adesso. Direi che forse l'acqua giusta non c'è mai. La presenza del serbatoio mi permette di immagazzinare l'acqua, quindi di trattenerla evitando degli alluvioni, come questa foto che riporta la situazione di Pordenone nel novembre del 2002, quindi se ho un serbatoio, in quel caso la Vedis non era ancora costruito, quindi non si è potuto utilizzare il serbatoio per trattenere l'acqua a monte e impedire quindi di avere delle esondazioni a valle, ovvero per l'irrigazione. Per l'irrigazione, che diciamo oggi con l'irrigazione a pioggia, che è molto più efficace, si riesce ovviamente a irrigare. Qui ho portato l'esempio proprio del Cellina, non il Beduna, perché avevo questi dati qua, quindi ci sono i due serbatoi principali che sono quello cioè i due serbatoi del Cellina che sono Barcis
e Ravedis, che permettono di immagazzinare, vedete, una grande quantità d'acqua, 21 milioni l'uno e 24 milioni l'altro, e quindi permettono di irrigare una gran parte della pianura pordenonese. Così gli impianti del Meduna permettono di irrigare la pianura in questa zona. Ecco, quindi mi viene da dire veramente, sottolineare questo aspetto, che impianti a serbatoio, che sono sicuramente impattanti sul territorio, però hanno questo grandissimo vantaggio ambientale. Qua ci sono dei dati della nostra regione, adesso una tabella, tanti numeri, ma volevo semplicemente dire, ok, nella nostra regione ovviamente, come sappiamo, ci sono gli impianti idroelettrici di cui stiamo parlando, con una potenza installata di circa 500 MW, l'ultima colonna di destra, ci sono gli impianti termoelettrici, che sono la centrale di Monfalcone, con i 2 gruppi a carbone ancora in servizio, anche se a fine vita, tra virgolette, e la centrale di Tor Viscoda, le più importanti, ma ce ne sono poi tante minori, con 1700 MW, e poi eolico praticamente non c'è niente, invece c'è quasi più di 500 MW di fotovoltaico. Nell'ultima riga ho scritto questi dati per evidenziarli. Ecco, questo diagrammino qua, che bisogna leggerlo con la quantità di energia che è stata prodotta rispetto a quella richiesta, quindi quella linea nera che sale dice che ovviamente c'è stato un crescendo negli anni, e se la linea sottile sta sopra vuol dire che c'è stato un esubero di produzione, se la linea sta sotto vuol dire che c'è stato un difetto di produzione. Noi siamo una regione energeticamente, diciamo, autonoma, oltre che regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel senso che abbiamo degli impianti che ci permettono di produrre l'energia che ci serve, quindi questo siamo abbastanza bravi, tra virgolette. Ecco, sotto ci sono i dati dei consumi degli utilizzi tra diverse province, ma i numeri di cui abbiamo parlato prima. Ecco, quindi arrivo alla conclusione. Gli impianti principali della regione sono lungo i nostri 3 fiumi principali. L'Isonzo lasciamo un momentino da parte perché gli impianti ci sono sull'Isonzo, ma quelli grandi sono tutti in Slovenia, quindi in Italia non ci sono impianti importanti sull'Isonzo. Quindi gli impianti importanti della nostra regione sono sul Tagliamento, le 2 centrali di Ampezzo e di Sonplago, che sono le più grandi, sul Meduna, che ce ne sono 5-6, e poi quelle del Cellina, di cui le principali sono quelli di Barcis e quelle poi a valle della diga di Ravedis. Quindi questa è la situazione. Oltre a questi impianti principali ci sono tutta una serie di piccoli impianti. Ecco, questa slide riporta la situazione italiana, non della nostra regione, ma fotografa una situazione che c'è anche nella nostra regione. Allora, le barre blu indicano la quantità la potenza efficiente di tutti gli impianti, no? Quindi che è cresciuta, come vedevamo prima, lentamente. Invece le barre, che sono azzurre, dicono il numero di impianti. Quindi vedete che siamo passati da 2000 impianti a 4.500, quindi stanno aumentando moltissimo gli impianti, anche se la potenza aumenta di poco. Quindi vuol dire che stiamo evolvendo, stiamo facendo sempre piccole centrali, cosa che è anche connessa, diciamo, con quanto detto. Quindi gli impianti mini idroelettrici di piccola potenza, di cui poi parlerà l'ingegnere Canali, perché dicevamo questo è praticamente l'interesse del territorio attuale, sono attualmente in forte sviluppo. Ci sono, diciamo, tecnologie anche molto importanti che stanno migliorando la resa delle turbine, contribuisce alla copertura delle domande dell'energia elettrica perché, come dicevamo, poi le centrali si possono fare vicino agli utilizzatori, salvaguardia dell'ambiente, perché comunque un'opera idraulica, se deve essere fatta una centrale, modifico il territorio, sì, ma faccio un'opera idraulica e, come dicevamo, nella situazione attuale di grandi irregolarità naturali di portate, avere un'opera idraulica è fondamentale. Se io ho un corso naturale del fiume, il fiume arriva a una portata grande, arriva una piena, il fiume erode le pareti del suo corso naturale e possono esserci delle frane, possono esserci degli smottamenti. Se io ho un canale artificiale, non è bello, tra virgolette, perché ho fatto il canale di cemento, ma il canale artificiale mi permette di convogliare la portata. Quindi le opere idrauliche sono fondamentali per la salvaguardia del territorio. Quindi tutela del territorio,
ci sono anche tanti piccoli impianti magari dismessi che possono essere utilizzati, le tecnologie stanno aumentando, con costi, dicevamo, anche limitati. Ecco, in conclusione mi sono permesso di scrivere questi 5 punti come punti di domanda, a cui purtroppo le risposte, c'è un'unica risposta, ovvero 5 risposte che sono tutti dei no. Gli impianti idroelettrici possono soddisfare da soli il fabbisogno della regione? Mi è stato chiesto da una giornalista RAI e stamattina, non so, forse qualcuno ha sentito la mia risposta al Gazzettino. Purtroppo no, dicevamo attualmente abbiamo 500 megawatt rispetto ai 2005 che ci servono in regione, non possiamo pensare di averne forse 100 in più, sarebbe già tantissimo, perché non abbiamo l'acqua disponibile. I nostri nonni della Sade, quando hanno costruito Sonplago e Ampezzo, hanno scelto i posti più vantaggiosi in termini di acqua disponibile e di salti. Quindi oggi è molto difficile pensare a fare dei grandi impianti in regione o anche nel nord Italia. Quindi dicevamo, la prima domanda purtroppo possiamo dire di no, un aumento sì, auspicabile, ma una sostituzione assolutamente no. Tanto meno gli impianti fotovoltaici e eolici possono soddisfare il fabbisogno regionale, perché tra l'altro, non l'ho detto ma immagino lo sapete, gli impianti fotovoltaici eolici non sono regolabili assolutamente, quindi quando c'è sole l'impianto fotovoltaico dà energia, quando non c'è sole non dà energia, ma noi adesso serve la luce, ma non c'è il sole, quindi come facciamo? Quindi anche se tappezzassimo tutto il Friuli di pannelli non potremmo pensare di avere solo energia solare, senza gli accumulatori. C'è una terza domanda, c'è una tipologia di impianto ottimale? Nessuna tecnologia è vincente, il nucleare ha dei vantaggi e dei svantaggi, il carbone ha dei vantaggi, costa poco, ha dei svantaggi, inquina, il gas, a parte il problema diciamo adesso geopolitico che stiamo vivendo, mi permette di avere delle centrali anche ad alta efficienza, ma costa comunque parecchio. E quindi non c'è una tecnologia vincente, non c'è il bianco e il nero, ogni scelta ha dei vantaggi e dei svantaggi, bisogna trovare un giusto mix. Questo non lo dico io, ma lo dicono tutti i tecnici. Si può rinunciare da domani ai combustibili fossili? Abbiamo visto di no, ormai cioè, hanno un'importanza comunque fondamentale attualmente e nei prossimi 10 anni, 20 anni non sarà possibile abbandonarli completamente. La tendenza ovviamente è quella di passare alle fonti rinnovabili, ma non si potrà farlo in toto dall'oggi a domani. Ultima domanda, si può produrre energia senza inquinare e modificare l'ambiente? Anche questa purtroppo la domanda è no, perché anche se io prendo l'idroelettrico, che come l'ho lodato tanto, ho detto anche che devo modificare l'ambiente per sfruttare l'energia idraulica, non posso pensare di non modificare il corso del fiume. E quindi anche a questa domanda la risposta è no. Però diciamo la tecnologia va avanti, la sensibilità del territorio va avanti, direi che è molto, molto bella questa occasione perché testimonia proprio l'unione di intenti che c'è tra il territorio, gli amministratori, l'accademia / l'università, quindi l'aspetto culturale e scientifico, e solo così si potrà studiare nuove soluzioni, andare tutti insieme verso un dopodomani, che non sarà domani purtroppo, di tutta energia rinnovabile, speriamo che i nostri figli la potranno vedere. Con questo ho concluso, ringrazio ancora e sono disponibile ovviamente per domande e chiarimenti. Grazie. Grazie professore. Lasciamo la parola all'ingegner Massimo Canali, direttore centrale Ambiente e Energia della Regione Friuli Venezia Giulia, grande conoscitore del sistema idraulico della nostra regione. Sì, grazie, buonasera a tutti. Sono particolarmente contento di partecipare a queste iniziative perché ritengono siano molto utili a creare una conoscenza, una coscienza, perché in molte situazioni avete sentito il professor Pinamonti che ha raccontato la storia, un pezzo della storia della nostra regione sulla costruzione della centrale di Sonplago, però in alcune audizioni che facciamo in Consiglio regionale, il consigliere Tosolini me ne è testimone, c'è qualcuno che è convinto che quegli impianti sarebbero da smantellare completamente per ripristinare la situazione originaria totalmente naturale, ma probabilmente anche con, diciamo così,
in scienza e coscienza di queste convinzioni. Forse mancano tutta una serie di illustrazioni e quindi ben vengano queste iniziative. Appunto, come ha detto anche prima il professore, all'inizio della mia attività lavorativa, diciamo quando ero ragazzo, appunto ho iniziato a lavorare presso gli impianti idroelettrici del Meduna. Siccome questi impianti poi fanno parte di un grosso gruppo industriale che una volta era italiano, adesso è francese, che è l'Edison, e ho avuto anche la possibilità di andare a visitare altri impianti in altre regioni d'Italia che hanno fatto la storia della crescita sostanzialmente del paese, perché faccio un piccolo excursus storico. Prima della nazionalizzazione della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, che creò l'Ente Nazionale Energia Elettrica nel 1963, i sistemi erano, diciamo così, sono stati creati da gruppi industriali per sostenere sostanzialmente il cosiddetto boom economico degli anni 50 e 60. Faccio un esempio sul nostro territorio del Triveneto. Prima il professore ha nominato la sigla SADE, che è l'acronimo di Società Adriatica di Elettricità, che era di proprietà dei conti Volpi di Misurata di Venezia, da cui la Coppa Volpi a Mostra del Cinema, che era un grosso gruppo industriale che realizzò i maggiori impianti idroelettrici in Veneto e Friuli Venezia Giulia, e sostanzialmente per alimentare il polo industriale di Marghera. La stessa cosa fece il gruppo SNIA con gli impianti appunto del Meduna per alimentare il polo chimico di Tor Viscosa. Meno noto, forse a livello italiano, il sistema più grande fu quello fatto dal gruppo Falck, e tutti quegli impianti ora sono di proprietà dell'Edison francese, e che realizzò tutti gli impianti nella Valtellina e poi nella Valmagra e tutti gli elettrodotti per alimentare gli altiforni del polo industriale e acciaio, e dell'acciaio di Sesto San Giovanni. E siccome d'inverno c'era solo neve e non potevano girare le turbine, fece gli impianti negli Appennini dove d'inverno pioveva per portare l'energia a Milano. Tanto per dirvi qual è l'eredità di questi impianti che ancora esistono. Per venire al tema della giornata, volevo darvi alcuni dati che potete anche trovare sulla relazione a una recente norma che, secondo il mio modesto parere, ma ripeto, anche il consigliere Tosolini può confermare, è un punto storico, dopo cercherò di spiegare perché, che è stata licenziata dal Consiglio regionale nell'ottobre del 2020 e riguarda il nuovo quadro normativo sulle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche, che per quanto riguarda la nostra regione sono quei 3 grandi sistemi di impianti che ha fatto vedere il prof, uno sull'asta del Tagliamento, uno sull'asta del Cellina e uno sull'asta del Meduna. Allora, ecco, nella nostra regione ci sono sostanzialmente quasi 400 concessioni di derivazione d'acqua, perché l'utilizzo d'acqua a uso idroelettrico è soggetto a una concessione che prima rilasciava lo Stato, adesso rilascia la Regione, perché è un bene pubblico che viene concesso a un imprenditore o a un'impresa a fronte di un corrispettivo per fare un'attività che è in questo caso la produzione di energia elettrica. Di questi 388 concessioni, su ogni concessione possono essere collegati più centrali, non è detto che una concessione è una centrale. Vi ha fatto vedere ad esempio che nel caso del Cellina ci sono 2 concessioni, ma gli impianti sono 7 in cascata. E quindi la numerosità è per gli impianti più piccoli. Qual è la differenza o la divisione tra le cosiddette grandi impianti o grandi derivazioni e piccoli impianti o piccole derivazioni? È la potenza di concessione,
che sarebbe la potenza media che può essere erogata da quegli impianti in base all'acqua disponibile al salto. Ricordate il prof che vi ha fatto vedere che per far girare un impianto idroelettrico ci vuole sia la portata che il salto. E il limite è i 3 megawatt o 3000 kilowatt. Anche qui non voglio fare lezioni di fisica, ma serve per dare le dimensioni di quello che stiamo parlando, che molte volte chi nella vita fa tutt'altre cose, non avendo la coscienza delle dimensioni, è portato a non capire esattamente i perimetri di cui si sta parlando. Per cui a casa nostra, in ogni appartamento, in ogni abitazione abbiamo un contatore da 3 kW. Se voi attaccate il frigo, il forno, la lavatrice, a un certo punto salta perché superate i 3 kW. Okay. Quindi già capite che una piccola centrale è 3000 volte quel contatore lì. Quindi una piccola centrale potrebbe potenzialmente sostenere 3000 abitazioni. Se poi parliamo di grandi, come ha detto, e quindi parliamo di 10.000, 20.000, 50.000 kW, capite delle proporzioni di cui stiamo parlando. E, nel nostro caso il totale delle grandi derivazioni ha una potenza installata totale di 150 megawatt. Anche qui ci sono varie unità di misura che sentite nella stampa o ai telegiornali. Il kilowatt vuol dire 1000 kilowatt, il megawatt vuol dire 1 milione, quindi 1 milione di watt, quindi 1000 kilowatt. Poi sentite anche i gigawatt, che sono 1 milione di megawatt, quindi 1 miliardo, ecco, di watt. Però quando si parla di produzione annua, sia in Italia che nella nostra regione, l'unità di misura sono i miliardi, quindi sono miliardi di quei contatori che ognuno ha a casa nostra. E quindi capite a questo punto che quando si dice eliminiamo le centrali tradizionali per fare le fonti rinnovabili, qualche domanda uno inizia a porsele, no? Ecco, no. Considerando che nel sistema italiano le centrali a carbone, che tutti hanno scritto e timbrato che al 2025 devono essere chiuse per problemi innegabili di inquinamento dell'aria, sono 8 gigawatt, 8 miliardi di kilowatt che bisogna trovare e non li troveremo mai entro il 2025. Quindi è un tema. Tanto per darvi sempre delle proporzioni, nella nostra regione sostanzialmente la produzione annua è di circa 10.000 gigawattora anno. Anche qui un'altra lezione di fisica. Sentite, ma lei ci parla di kilowatt, kilowattora, è la differenza che c'è tra la potenza e l'energia. Faccio la similitudine idraulica che è, se voi avete il rubinetto di casa vostra e lo avete chiuso, dietro il rubinetto c'è un'acqua a una certa pressione, perché voi appena lo aprite inizia il getto. Ecco, finché l'avete chiuso, la pressione che c'è dietro è la potenza, cioè è quello che è disponibile all'uso, è pronto lì. Nel momento in cui voi iniziate ad aprire il rubinetto, inizia a uscire la corrente, e quella è l'energia. Quindi il vostro contatore, se voi non avete nessun utilizzo nella vostra casa, è fermo, però i 3 kW sono lì pronti. Man mano che iniziate a attaccare la cucina, il frigo, inizia a girare. Una volta girava il disco, adesso vedete il cursore, e quella è l'energia. E dicevo, nella nostra regione per una produzione di circa 10.000 e circa 1.800 sono da fonti rinnovabili. Diciamo che circa il 20%, che per la nostra regione è già un obiettivo che era da raggiungere al 2020, molte altre regioni non l'hanno raggiunto, noi l'abbiamo già raggiunto, ma sostanzialmente di questo poi la stragrande maggioranza, oltre il 70%, è dell'idroelettrico. Di quell'idroelettrico il 70% sono dei 3 grandi impianti, quindi sostanzialmente su 400 impianti circa 7-8 delle grandi derivazioni
hanno una potenza pari al 70% di questo. Adesso facciamo un focus sui cosiddetti, come diceva il prof, le piccole centrali o i piccoli impianti, che quindi sono praticamente circa 350 sparsi per la nostra regione. Allora, intanto nella nostra regione c'è un po' uno specchio di quello che c'è in generale in Italia, in cui per quanto riguarda tutto il parco delle fonti rinnovabili, io dico vere, e cioè eolico, solare, geotermico, queste sono diciamo oltre all'idroelettrico, idroelettrico, eolico, solare, geotermico sono quelle vere al 100%, poi spiego. Poi abbiamo le biomasse, i bioliquidi, i biogas che sono vere al 50% e poi ci sono quelle che sono vere allo 0%. Mi spiego. Cosa intendo per vero? Intendo quello che dovrebbe corrispondere all'obiettivo ambiziosissimo del Green Deal e della neutralità climatica al 2050. Cioè l'Europa si è posta un obiettivo di arrivare al 2050 in cui tutta l'attività antropica della comunità europea fa sì che le emissioni climalteranti siano zero. Questo significa, tradotto, che non bisogna bruciare quasi più niente. Quindi, quali sono le fonti di energia da fonti rinnovabili che non bruciano niente? L'idrico, l'eolico, il solare e il geotermico. La biomassa brucia, soltanto che il combustibile è rigenerato perché diciamo, è generato da un sistema dal bosco. I bioliquidi perché sono un sottoprodotto sempre delle biomasse e i biogas perché sono un sottoprodotto dei liquami animali invece di utilizzarli in agricoltura. Dopodiché in Italia è successo di tutto, nel senso che negli anni 90 gli incentivi alle fonti rinnovabili venivano stabiliti da un meccanismo che veniva chiamato Comitato Interministeriali Prezzi, CIP, e ogni provvedimento aveva un numero, CIP 1, CIP 2, CIP 3, CIP 4, CIP 6. A un certo punto nella norma fu introdotto che questi incentivi erano assegnati a fonti rinnovabili e assimilate. E pensate che nelle assimilate erano abilitati gli impianti che bruciavano le peci benzoiche, che erano il cascame di rifiuto del petrolchimico di raffinamento del petrolio per fare i carburanti. E quindi a un certo punto quello che era un rifiuto speciale è diventato un combustibile che veniva incentivato come un impianto idroelettrico. Questa è storia, non commento. E andiamo a vedere questi piccoli impianti idroelettrici come un po' sono suddivisi nella nostra regione per taglia. No? Sostanzialmente abbiamo circa il 12% che sono inferiori a 1000 kW, circa il 60%, parlo di potenza, questo non di numero, quindi di potenza, ricordate i kilowatt o i megawatt installati, il 60% sono compresi tra 1 e 10.000, solo il 28% maggiore di 10.000, che sono le poche centrali grosse che potete contare sulle dita di una mano. Infatti abbiamo che su quei 388 impianti che vi ho detto prima, quelli che hanno una potenza minore di 1000 kW sono l'82%, quelli che hanno la potenza compresa tra 1000 e 10.000 sono il 16%, i più grandi sono solo il 2%. Come questo è diviso diciamo così, in maniera numerica sul territorio? Abbiamo sostanzialmente nella classe da 1 a 1000 gli impianti più piccoli sotto i 100 kW, che è un'utenza di una fabbrichetta, ne abbiamo 80, tra 100 e 300 37, tra 300 e 500 23, tra 500 e 1000 20. Dopodiché man mano che le taglie salgono i numeri diminuiscono.
Dopodiché questi dati riguardano i corsi d'acqua naturali. Un discorso a parte da fare sugli impianti presenti sui cosiddetti canali consortili. E qui è da fare un minimo di analisi storica per capire anche come nella nostra regione la rivoluzione industriale, non avendo l'Italia, neanche la nostra regione, tranne in alcune particolari regioni, la Sardegna, il carbone, che è stato l'azione della rivoluzione industriale nei paesi, in Germania, nei paesi anglosassoni, nella seconda metà dell'Ottocento, c'era il carbon bianco, cioè gli impianti idroelettrici. Allora, i principali schemi consortili che qui nella nostra regione, diciamo, in questo territorio sono il sistema del canale Ledra Tagliamento, passa qui a Ponte Pieli, lo sapete meglio di me, oppure, come diceva il professore sull'Isonzo, il canale dei Dottori, addirittura costruito durante l'impero austro-ungarico, quindi diciamo, perché quel territorio era all'epoca sotto l'impero, poi invece più recenti nel sistema pordenonese, ma in realtà questi schemi furono promossi da un illuminato presidente del Consiglio che si chiamava Camillo Benso Conte di Cavour e finanziati dal ministro Quintino Sella, e sostanzialmente a partire tra il 1862, appena all'inizio dell'Unità d'Italia, e la fine del 1800 furono creati i principali schemi irrigui del nord Italia, per cui il canale Cavour in Piemonte, sostanzialmente per alimentare il comprensorio delle risaie di Novara e Vercelli, tutto il sistema dei Navigli collegato ai grandi laghi della Lombardia, poi abbiamo i sistemi veneti dell'Adige e del Brenta-Bacchiglione, collegati all'idrovia veneta padana, e poi i sistemi della nostra regione che vi ho detto sono tutti di quel periodo. Lo scopo principale era l'acqua per l'uso plurimo, sì l'irrigazione, ma quella volta non c'erano gli acquedotti, per cui anche per gli abbeveraggi, ma poi c'era la cosiddetta forza motrice, perché tecnicamente quando bisognava costruire questi canali c'erano dei salti di raccordo, e quindi avendo dell'acqua fluente e il famoso salto, ovviamente non elevato come su una diga, parliamo di un minimo di 2 metri e di un massimo di 7-8 metri, si potevano costruire quella volta si chiamavano impianti di forza motrice, perché sostanzialmente all'epoca i primi impianti proprio facevano girare delle ruote con le cinghie, dopodiché sostanzialmente a partire, come vi ha detto dal professore, dai primi anni del Novecento è iniziata il fatto di abbinare a una ruota idraulica una dinamo e una produzione di energia. Tutto questo percorso lo potete toccare con mano nel quartiere fieristico di Udine, dove proprio su un salto del canale Ledra fu costruito uno stabilimento del cotonificio veneziano, che all'inizio era alimentato da un salto appunto di circa 4,5 metri in una portata fluente fissa di circa 8 metri cubi al secondo, e c'era una serie di pulegge, di cinghie e di pale e alimentava tutti gli impianti del cotonificio. Poi negli anni 30 l'impianto fu sostituito da una centrale di produzione di energia idroelettrica fatta dall'ingegner Mariutti, noto poi alle cronache udinesi per aver progettato l'ospedale di Udine, e quell'impianto lì funzionò dagli anni 30 fino agli anni 80. Poi nel 2011 ho partecipato alla riattivazione e ristrutturazione di quell'impianto che attualmente è in funzione, e se voi attraversate il canale nel quartiere feristico sul ponte, quello con i vetri di cristallo, ve lo vedete di fronte. Quindi possiamo dire, senza smentire, anche l'impiantino che c'è qua sotto la collina di San Daniele, che alimentava anche le pompe dell'acquedotto, che nei nostri territori la rivoluzione industriale il canale Ledra fu un punto significativo. Ecco, no? Manifatture Gemona, a Rive d'Arcano, ecco, i principali salti furono i primi stabilimenti industriali, soprattutto nel tessile, nella nostra regione. E poi, diciamo, sono rimasti e adesso producono energia che viene immessa in rete
per cui sostanzialmente abbiamo 126 impianti nella rete dei canali consortili Cellina Meduna, Ledra Tagliamento e Isonzo. Su queste reti ci sono delle domande, delle ipotesi di progettazione ancora in essere, che sono alcune diciamo in fase di costruzione, alcune ancora in istruttoria. Per quanto riguarda invece poi gli impiantini in tutto il reticolo idrografico, tranne quello dei consorzi, ne abbiamo in totale circa 280 e anche qui c'è stato un boom a partire dal 2005 con un picco al 2015, soprattutto per quegli incentivi che non si chiamavano più CIP6 ma si chiamavano certificati verdi, che ovviamente pagavano un prezzo fuori mercato, perché un piccolo impianto, si dice, è acqua fluente, quindi non ha la capacità di regolazione di un serbatoio, come diceva il professore, quindi produco quanto piove, detto in poche parole. E se devo andare a vendere quell'energia nella borsa, il mio investimento non sta in piedi. E quindi un sistema abbastanza articolato dava la possibilità per un periodo abbastanza lungo di anni, 15-20, di avere una tariffa remunerata con un valore molto più alto del valore di mercato. E chi paga, dite voi? Noi. Perché quando voi andate nelle bollette dell'energia elettrica trovate una parte della bolletta che c'è scritto oneri di sistema. Tutti gli incentivi alle fonti rinnovabili vanno lì dentro. Così capite che uno si domanda, ma come mai io consumo tot kilowattora e vado a vedere e la bolletta è 10 e del consumo è 3 e gli altri 6? Sono gli oneri di sistema e gli oneri di trasmissione, no? Che sono delle tematiche che appunto bisogna conoscere e a cui il tema delle comunità energetiche può dare una risposta non banale, perché permetterebbe a regime di non avere più gli oneri di trasmissione, che non sono il 2-3% della bolletta, il 30%. Ecco, questo è un po' un messaggio che volevo anche lasciare. Un'altra divisione interessante, nella zona di queste tipologie di impianti abbiamo sulle zone montane, rimontani, la maggior parte, 110 impianti. Sui fondovalle, come tipo la Valfella, 36 impianti. Sui tratti di pianura e di risorgiva ce ne sono anche, gli ex mulini, 40 impianti. Su acquedotto abbiamo anche 5 impianti, perché ci sono anche alcuni che usano le pressioni degli acquedotti. L'ultima parte del mio intervento, solo un flash, ma meriterebbe un incontro dedicato, sono le previsioni della legge regionale 21 del 2020 che attua la modifica del decreto Bersani del 99 sulla liberalizzazione, diciamo, dell'energia elettrica, una liberalizzazione sulla carta, perché il risultato è che quando l'Enel ha dovuto mettere ad asta gli impianti di produzione in Italia, nella nostra regione tutti gli impianti di produzione sia idroelettrica che termica se lo sono accaparrato una serie di gruppi industriali che attualmente sono due, l'Edison e la 2A. L'Edison cos'è? L'Edison è una società il cui socio unico di proprietà è l'EDF, che è l'Enel francese, il cui socio unico è lo Stato francese. Quindi il mercato libero ha portato lo Stato francese ad avere in parte degli impianti. L'altra società così è A2A. Chi è A2A? È una municipalizzata quotata in borsa, i cui soci di maggioranza chi sono? Il Comune di Milano e il Comune di Brescia. Quindi sostanzialmente gli asset che insistono sui nostri territori fanno capo, diciamo, a quelle società, o facevano capo. Perché dico facevano? Perché questa normativa diciamo, è stata una rivoluzione copernicana, perché tutto il mondo delle concessioni idroelettriche è normato da un testo unico del 1933, che era stato ovviamente scritto con l'ottica che vi avevo detto prima, cioè di grossi gruppi industriali che dovevano realizzare gli impianti per industrializzare il paese. E quindi sostanzialmente lo Stato concedeva le acque a un privato per tantissimi anni, 60, 70, 80, gli impianti erano di sua proprietà, di chi li costruiva, e aveva la possibilità, a scadenza della concessione, in via preferenziale, di rinnovarla di nuovo, potenziando gli impianti. Quindi, di fatto, ne rimaneva disponibilità in eterno. Questo poi ha iniziato a confliggere con le direttive europee, la Bolkestein sulle gare e quant'altro,
e siccome però capite che gli asset messi a disposizione erano lo Stato nello Stato, tutti gli Stati europei diciamo, sono tutti in infrazione perché nessuno voleva mettere a gara i suoi asset. Anche perché poi, essendo l'azionista dell'Enel il Ministero del Tesoro, com'è della SNAM o com'è dell'ENI, il bilancio dello Stato ne aveva risultati non banali. Comunque c'è stato questo cambiamento nel 2019 in cui sostanzialmente è stato detto, sai cos'è? Dobbiamo fare le gare. E quindi quando scadono questi grandi impianti come Somplago, il Meduno o il Cellina, gli impianti diventano tutti di proprietà della Regione, la quale deve mettere a gara e deve normare tutto con una legge regionale che abbiamo fatto. E le possibilità sono 3. A, la Regione rimane proprietaria e mette a gara qualcuno per trovare il gestore dell'impianto. Come? Io sono proprietario dell'appartamento, devo trovare chi mi dà l'affitto. B, la Regione fa una società mista pubblico-privata in cui può anche essere azionista di maggioranza e fa la gara per avere il socio privato e quindi ha in mano la governance, scelta auspicata dalla nostra amministrazione come scritto nella norma. C è il project financing che rimani sempre proprietario, però chiedi a un operatore di realizzare un progetto e le entrate di quel progetto saranno a carico dell'operatore con cui dovrà remunerare il suo investimento. E questa norma adesso è in fase di attuazione, è l'unica norma regionale rispetto alle 7-8 che hanno fatto le altre regioni che il governo non ha impugnato, perché da una parte ha detto regione fai tu, dall'altra tutti hanno fatto, però gli ha detto no, hai fatto troppo e quindi ti impugno la legge presso la Suprema Corte perché secondo me hai esorbitato dalle tue possibilità. Però adesso noi siamo gli unici che abbiamo evitato questo e quindi abbiamo già fatto il primo provvedimento attuativo, che è quello della fornitura dell'energia gratuita, in questo caso monetizzata, alle comunità impattate dagli impianti e diciamo, da una parte qualcuno ha detto che siamo stati un po' lenti, ma siccome dobbiamo distribuire il calcolo del 2021 in cui l'energia è andata su il triplo rispetto agli anni precedenti, probabilmente siamo stati anche fortunati perché la cifra prevista è la cifra che distribuiremo è il triplo di quella prevista. Non vado nel dettaglio, infatti chiudo qui e rimango a disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento. Grazie. Io chiuderei ringraziando ancora una volta l'Università di Udine e la ringrazio anche per il bel video che ha realizzato proprio per promuovere questo patto di sviluppo del territorio stilato con il Comune di San Daniele. Quindi vi mando la visione.
per un domani sostenibile, un patto per lo sviluppo del territorio. Grazie e buona serata a tutti. Grazie ai nostri ospiti.